Sono Marco Bertuzzo, sono un ingegnere e imprenditore titolare di un'impresa di costruzioni che opera tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. In questa serie intervengo in qualità di presidente dell'ente Scuola Maestranze Edili di Pordenone, l'ESMEPS, che è un ente bilaterale composto dalla parte datoriale e dalla parte sindacale dedicato alla formazione degli addetti nel settore. Il nostro settore, sia nel nostro territorio che comunque a livello nazionale, sta vivendo un periodo di particolare attività, un po' comunque una crescita che si stava sviluppando già prima di quella che conosciamo come emergenza Covid, un po' comunque una serie di agevolazioni fiscali, di bonus di cui tutti siamo a conoscenza, ha creato una situazione di particolare attività, di particolare abbondanza di appalti e di costruzioni, con una situazione invece contraria di maestranze legate un po' alla tradizione, legate un po' alla cultura dei nostri territori, che stanno andando in pensione, stanno lasciando il settore, quindi abbiamo bisogno assoluto di inserire giovani e di inserire nuove risorse sulle nostre aziende. Stiamo riscontrando che comunque c'è una necessità assoluta di avere figure tecniche, sia che si occupino di progettazione, sia che si occupino di tutte quelle che sono le attività di coordinamento e di gestione tecnica dei cantieri, che va dal direttore tecnico di cantiere al capocantiere, figure comunque legate a una tradizione ampia dell'edilizia, ma sempre più che necessitano sempre più di competenze specifiche, tecniche, legate anche a tutte le questioni dell'innovazione. Parliamo di cantiere 4.0, parliamo dell'utilizzo di sistemi quali il BIM, e quindi servono delle competenze particolari. L'obiettivo di questo evento, sul quale tutti vogliamo far fronte comune, dalle appunto associazioni di categorie a chi opera poi invece sulla materia del personale e delle risorse umane, è discutere intanto su quali sono le modalità per dare le giuste informazioni e le giuste competenze a chi opererà nel nostro settore, e comunque trasmettere anche al mondo esterno questa necessità e prospettiva che può dare l'edilizia e tutto il mondo delle costruzioni.